Ancora sbarchi fantasma sulle coste agrigentine. Dopo quello di ieri mattina, a pochi metri dalla Scala dei Turchi, nel pomeriggio, nuovo approdo sulla spiaggia di Torre Salsa Siculiana. Come d'abitudine, i migranti, non appena hanno messo piede sulla terraferma, si sono allontanati. I carabinieri, dopo alcune ore di perlustrazioni e ricerche, sono riusciti a raggrupparne una decina. Non c'è contezza di quanti migranti possono essere sbarcati. Ed in serata nuova carretta carica di migranti al largo di Porto Empedocle, un peschereccio di circa 15-16 metri con a bordo circa 95 persone. La novità è che in questo caso la Guardia di Finanza li ha intercettati e bloccati in mare. La barchetta è stata presa al traino fino a Porto Empedocle. I migranti però sono stati trasportati sulla motovedetta e poi sono stati portati alla tensostruttura di Porto Empedocle. Da lì verranno sottoposti ai controlli medici ed identificati. Sul peschereccio pare che siano state trovate delle SIM telefoniche e delle attrezzature elettroniche, forse un GPS. Tutto è stato naturalmente sequestrato dalla Guardia di Finanza. Sul natante c'erano anche pane e biscotti. E da Lampedusa 3 migranti si sono nascosti fra il cassone e il telaio di 2 camion. Speravano, complice l'oscurità della sera, di passare inosservati durante le fasi dell'imbarco del camion sul traghetto di linea, con destinazione Porto Empedocle. Non è stato però così. Gli addetti allo scalo portuale di Calapisana hanno forse sentito bisbigliare o comunque hanno sentito dei rumori inconsueti. È scattato dunque il controllo e i 3 migranti abbastanza giovani sono stati subito individuati. A Calapisana sono giunti i carabinieri, hanno ricostruito i fatti e preso i 3 giovani immigrati nascosti in 2 camion diversi.